Il suo aspetto è ancora top secret. Sappiamo che è leggero, piccolo, silenzioso, ricaricabile, permanente. Un gioiello che potrà salvare milioni di vite. È il cuore bionico, inventato e brevettato dal direttore del centro Gallucci di Padova Gino Gerosa e dal suo team, dopo 30 anni di ricerche. È un cuore artificiale in cui abbiamo cercato di migliorare la biocompatibilità, utilizzando le tecnologie messe a punto dal laboratorio di medicina rigenerativa, appunto per ottimizzare quella che è la biocompatibilità di un cuore artificiale totale. Gino Gerosa è un cardiochirurgo di fama mondiale. Detiene il record dei trapianti cardiaci in Italia. Fu il primo a impiantare il Cardio West e ora col cuore bionico ha vinto una nuova sfida. Abbiamo brevettato l'attuatore che è il cuore del cuore artificiale. Naturalmente dobbiamo mettere a punto tutta un'altra serie di componenti del cuore stesso. Che cosa manca? Stiamo sviluppando il motore elettrico miniaturizzato lineare che permetta la propulsione dell'attuatore, poi tutta una serie di sensori che permettono di ottimizzare poi il funzionamento dello stesso. E adesso l'obiettivo è la produzione in serie, mancano però i finanziamenti per lo sviluppo definitivo del prototipo, soldi raccolti finora 1 milione di euro dalla Fondazione Cariparo, ne servono altri 50, trovarli è fondamentale, il rischio è che l'ennesima invenzione tutta italiana finisca nelle mani di altri paesi disposti a metterci il capitale, Stati Uniti o Cina ad esempio. Probabilmente siamo aperti a poter reperire finanziamenti a livello europeo, a livello internazionale, già accade per altri progetti, quindi non troverei nulla di sorprendente. Da un punto di vista di cittadino italiano preferirei che fosse un progetto totalmente italiano.